pallone viene però consegnato all'Academy. Lopizzo passa, Cina, imbucata per il tiro incrociato. D'Amico calcia da fuori. Si va con Arcuri, esce fuori di poco. Avanza l'Academy con questo pallone allargato per Gambino, messa a terra, c'è calcio di rigore per l'Academy Palermo. Cina attraversa, l'Academy sbaglia il rigore. Occhio all'Academy, sempre con questo pallone in mezzo di Gambino, è sempre suo il tiro verso il crocio più lontano. Botta e risposta da una parte e dall'altra in scivolata. Bene, Andronaco, pallone raccolto dal mancino dalla distanza di D'Amico. Andronaco la mantiene in campo, il passaggio in mezzo, non riesce a calciare Cina. Passaggio che riesce per Gambino verso il centro, destro-sinistra, e poi il tiro di Lopizzo. Due tempi ci vogliono al portiere, pallone rimesso in gioco, va l'Academy e c'è spazio per avanzare. Graziano, il tiro da fuori è sul fondo. Occhio all'Athletic con Scalici in mezzo a tantissimi avversari. Pallone adesso di Catalano sul secondo palo, controlla con il destro e tiro col mancino di D'Amico. Angolo Academy Palermo, la battuta in mezzo direttamente in porta. Occhio al potenziale tiro, c'è il destro in rete, l'ha sbloccata l'Academy Palermo con Gennaro entrato dalla panchina. Spazio per Daniele Curcuruto, cross, diventa un tiro, palo, gol, incredibile, Daniele Curcuruto voleva crossare e invece ha segnato. 1-1, pareggia l'Athletic nella maniera più strana possibile dopo ciò che è successo. Fallo, doppia ammonizione in casa Athletic che finisce in 10. Martino era entrato dalla panchina nel corso dell'intervallo